Ciao a tutti, Forza Milan. Finalmente è anche finita questa Confederation Cup. Io direi un aperitivo dei mondiali. Allora, alla fine ha vinto il Brasile 3-0. Io la partita non l'ho vista perché era mezzanotte, quindi non ce l'ho fatta. Ma io vi dico dell'Italia, giustamente. Allora, Italia ha pareggiato 2-2 contro l'Uruguay. Secondo me Cavani ha avuto culo, cioè Zagavani non c'è nessuno. Quindi come se avessimo giocato un po' contro il Napoli, che se non c'è Cavani non c'è nessuno. Allora, io alla fine di questa Confederation Cup all'Italia do un 6. Do 6 perché nel girone abbiamo subito molti gol, tra cui potevamo anche non subire, e, e contro la Spagna potevamo passare, andare in finale contro il Brasile, e quindi io do una sufficienza, do un 6, non posso dare di più perché comunque mm, cioè con la Spagna io la vedevo a tratti, l'Italia sta superiore rispetto alla Spagna, però purtroppo come ho detto in un altro video che amarezza, che Bonucci, tiro, o tiro, che cacchio l'ha tirato quello. Cioè, nel senso, come si può, dai. E poi Buffon non l'ho visto positivo contro la Spagna, ma l'ho visto contro l'Uruguay. Però io avevo già fatto un sondaggio comunque su comunque che ce l'avremmo fatto, dai. Magari non pensavo che si andava ai rigori, però pensavo che ce la potevamo comunque fare. Beh, in questo video vi dico solo questo. Do l'Italia 6 e spero che si giochi meglio e che Prandelli faccia giocare El Shaarawy. Questo ragazzo ha delle grandissime potenzialità, può giocare benissimo con Balotelli e si può tranquillamente mettere, no? Quindi Forza Milan e Forza Italia. Ci rivediamo al prossimo video. Ciao.